Buonasera a tutti, buona Pasqua e buona Pasquesella a tutti. Oggi è dia 21 di aprile 2024, in dia del 25, scusate, in dia di lunedì. Bene, damos una occhiata a Ida, come si presenta poi e si presenta in questa maniera ed este namolo Pispisanne. In carchi Ida, che non è manco le Pispisanne la chiamano le nanne, ma le nanne però o le ninanne forse, le ninanne, no, probabilmente deve essere le nanne o le ninanne. E comunque sulle nine in bizzicheso questa è un'altra cosa, questa è questo qui, spezia de muffa, roba là, che nasce ti sospilo, che non sono poco lavato, e sa schizzo del socro e così via, così ti solennine. Come ho detto, che abbastanza sul rapporto può anche l'anare, solennine, come non si bivorma pruso e quindi se ne spera detto un pacco Rosanzia, del suo termine. Ecco, così si presenta da copulata e a restare copulata potuto la dire che tanto su Saravallo, Naragoi, Abba, potuto la dire, copulato potuto la dire. Un pacchetto di pruso da Saldeca Sasunne che poi praticamente Pispisanne o Mudenanne potuto la dire. 6 gradi temperatura massima, 9 gradi temperatura minima. Ecco, questa è invece crasa di devere mostrare il guttiol di abba solo verso Sassese de Orta e Die, poi tutto sa die insomma presenta a Chelu in parte coccolato e poi da essa a una coccolato adesso tutto. Bene, in questo dia abbiamo sapito diversi eventi, abbiamo sapito che è stato lo scravamento, l'interro, poi è stato gli incontri e così via. Io avevo pubblicato la fotografia, ecco, questi sono questi incontri, sono, bisogna che inventa due le fotografie, cioè che inventa chi fotografie o che inventa sese, e comunque più o meno tutto quanto sarfase e questa invece non sa fotografia già adesso ecco ma te sì questo è desinterro e del scravamento ma te sì questa è pubblicata già da te la dire damo un'occhiata come te si presenta su cartellone dessa esta de Santuiogli martire 23, adesso 23 adesso 25 di aprile 2025, mercoledì 23, processione solenne a Salvatore Mesa con la partecipazione dei cavalieri dei costumi di Bitti, dei gruppi folk Battle Moro di Oriena, a San Gabriele di Villa Grande, Mini Folk, Giovanni Maria Angioi, De Bono e Ballatore di Ollolai. Sul 0 a 9 serata folcloristica con i gruppi folk San Gabriele di Villa Grande, Battle Moro di Oliena, Ballatore di Olollai, Mini Folk Giovanni Battista Angioi di Bono, Sabitta de Bitti, de Bizzi e Tenore Snonnale de Orune, poi su Connoto de Fonni e Raimondo e Locu o de Bizzi. A concludere la serata tutti a ballare con il gruppo Etnofolk. Abbraccio, stentos. Poi Giovia, 24 di aprile, a Salvatore e Mesa, Piazza Sproni, giochi e animazione per bambini. Poi a San 9, serata musicale col gruppo Terza Essenza e grandi classici della musica italiana. L'ironia e la comicità di Enzuccio e le hits che hanno fatto ballare di Ludovic. Conclude la serata DJ Chris Lowe per saltare e divertirci. Venerdì 25 aprile, salone parrocchiale, ore 20, serata finale con la tradizionale cena di Zambenes e Cordasa e carne in umido
a tenersi compagnia, canti e balli del gruppo Fantasias de Ballos. Estrazione, sottoscrizione a premi. Bisemus, tutto quello non sa festa, la estade chi veste in bici, posantu iogli. Andiamo abbiamo una carrellata galo su chi veste appunto posantu iogli, ecco, queste sono la fantasia del ballo, chi a suonare e si usare una probania dopo Racchena, insomma, una bella esta. Poi questo è Lorenzuccio, che abbiamo nominato Sara, che non su 20 battono, terza essenza, sempre su 20 battono, e Ludovic, sempre su 20 battono. Bene, i dimos atteras appuntamentos provisti, beh, un appuntamento è stoie, possa essere che è già cominciata nella sua verità, presso il campo sportivo di Vita alle ore 8 alle ore 12. Si avvisano i signori allevatori che il ritiro delle pecore è fissato per il giorno lunedì 21.04 presso il campo sportivo di Vitti. Il foglio rosa deve essere indirizzato al mattatoio Go di carne, eccetera, eccetera, tu cosa schiana già tu. Poi il comitato avvisata che sono aperta sa prenotazione può comprare già servecchie chi bavassana per info Giulia e Valeria. Allora, poi restamos in Bizzigalo e vamos a birra, alla mesa birra evangelica a cominciare questo adesso 28 di questo mese e che terminare Giovia 8 del suo mese che entrata. Poi su Battero abbiamo appuntamento che a Chimo sono giro in moto Rex domenica 4 maggio in un bestia del giro in moto su moto raduno che si hacket e poi tutto questo coordinato su in BT-Rex senza insomma sotto pro 40 euro ed è scompreso caffè di benvenuto, pranzo a BT-Rec, gadget, ingresso con visita guidata al parco, eccetera, eccetera. Per info, Giorgio e Giancarlo. Giro turistico circa 80 km, adatto a tutti i tipi di moto. Bene, torniamo un po' quarta, poi delle caricate la cosa e andiamo all'uvola, la luce bianca del suono del suo montargo, connessione del colore con l'Einstein Telescope. Questa è una mostra che è cominciata all'unico di questo mese in Luvola, su Mac dell'Uvola, aperto da essa strese a sa 7 d'11 insomma, dal venerdì alla domenica. Da venerdì, orari da venerdì alla domenica. Vabbè. Andiamo da innanzi restamos in Lugo, provizi vamos galo a tres cosas, andiamo in Brezzichetta a San Nossata, questo è l'11 di maio, chi è alta chi è ideato insomma a partecipare a questa bella iniziativa, lì dovete telefonare a Alessandro Orunesu de Bittine Bike. Poi a Morgalo in bici sempre c'è un punto dove il digitale è facile e questo è sul municipio di Vizi e non si dice sull'Uni a Suchenapura a 9 mesa a sa 1 mesa poi sull'Uni di Giovia pure da sa a 3 e mesa a sa schimbe e mesa appunto digitale facile questo serviti formazione gratuita, riceve l'assistenza e formazione gratuita per l'utilizzo dei servizi e delle tecnologie digitali. Altra cosa, abbiamo a tesi, premio tesi di laurea, compreso l'anno accademico 2022 al 23 ottobre 2025, partecipa al bando compilando la domanda entro il 15 novembre 2025. Torniamo un attimo all'uvola. Allora, in l'uvola bisogna questa attività, giovedì 24 aprile 2025, ore 18, al Museo Macchio dell'Ula è lieto invitato alla presentazione del libro Stella Mea. L'autore dialoga con il professor Bacchisio Bandino al museo.
Mac, Lula, 24 aprile 2025, ore 18. È un nuovo libro molto interessante, conta di Rachela, che è una pizzina, una scritta in nuvolo, in qualche maniera di origine vizicchesa, che insomma stai ammorata di un pizzino che poi moriti con un libro un po' colpa di una iaia che è praticamente di una survile che è iniziata a Gaddula, sposina, che però queste survile insomma convinca a questo pizzino di volare, ma volare neanche lui, non tremano, moriti. Ed ecco è conta tutta la storia di Rachela, che poi è andata a finire prima in Francia, mi pare che non ho in mente, poi in Argentina e così via, tutta una storia metà longa, ma un filo conduttore è questa arte magica, insomma, meta particolare. Insomma. Però in Lugano dovete batterlo, battatelo pure, 24 aprile, festa della liberazione, comune di Lula, aula consigliare ore 18, cioè praticamente in che batta due eventi a San Mattessi ora. Ovviamente il BCTV a separare questo evento sul Mac dell'Ugola e poi vabbè, questo 24 aprile 2025 il Comune di Lula, aula consigliare ore 18, presentano, vabbè, insomma, il dottor Pietro Pitali, il dottor Borghese e la dottoressa Marina Moncelsi, che io conosco metà bene, ma francamente, vabbè, insomma, andiamo da innanzi, sempre restando in Luvola, questo invece Sarie Trese e Batolo, settimo raduno speleologico regionale, Lula 3-4 maggio 2025, in un bel organizzatora, Veste Vitalis, che è nata, vabbè, non mi viene in mente, a Giorgio Zampretto, e presentano questo bell'evento, insomma, tante cose, insomma, basta, allora, visione dal Montalbo, progetto Einstein Telescope, tavola rotonda, pausa a pranzo, poi visita al Senato, il miniere nella Barbaggia dell'Ottocento, lettura del libro Quintino Sella in Sardegna, monitoraggio ambientale e così via. Insomma, tanta bella cosa, veramente. Io non riesco manco a commentare una fa che era fatta tutta questa cosa là. L'orario da una cosa all'altra sono praticamente fino a mezz'ora, un quarto d'ora abbia 11:10, 11:30, 12, 12:45, 15, 15:30, insomma, metta difficile a gestire un convegno voi importante in voi pacu tempus. Bene, non resta solo qualche altra cosa da dire, che oggi non va giornale, e nos spostiamo a Inoca in dove veste resta di Luvula, cioè festa lulese, la Lulese è in prima, cioè la Lulese ha vinto l'ultima partita ed è prima in classifica, e sa che sul girone F mi pare, no, sul girone, ecco, sul girone F è primo in classifica, 40 spunto contro 38 adesso Sopramonte, e quindi è scolata a classifica superiore, e cioè in prima categoria, a Nova giocata chissà Vitesse in prima categoria. E va bene, Seulo 2010 al playoff, Berchida e Flumini retrocedono. E va bene. E va bene. Poi vamos su Casteggio, vamos su chi oggi giocata chi sa Fiorentina, Cagliari Fiorentina, giocata a Sastrel, mi pare che questa è una partita molto importante. La Fiorentina ha le armi per metterci in difficoltà, ma le abbiamo anche noi.
questo è Nicola, limitiamoli senza limitarci, e cioè una strategia che ti avete paura, insomma, a paura nessun punto, cioè nessun pareggio. Bene, bene, bene. Che in questo tancamo su i tenovas de oggi, che si sigla de tancatura, che come no, che non so idenne, scusate, sì, scorrimos un poco a pala, por buscare una sigla de tancatura, non veste, e quindi va bene, tancamo de voi, canoamolo una sigla de tancatura, non comprendo per quale motivo non vi siete, ma non veste, boh, e basta. No, vi dovete scaricare sigla de tancatura, eccola qua. Chiaramente buona paschisella a tutti gli scherzi di paschisella, divertitevi. Ah, Paola Pitali, ecco già che è stato organizzato questo convegno da Paola Pitali. A mentre vedere, diagono a tutto, dai BT TV e mentre la casa.